risposta tra il governatore Schifani e Davide Faraone di Italia Viva in ordine alla nomina del presidente della regione come commissario per realizzare gli impianti di termovalorizzazione per il trattamento dei rifiuti in Sicilia. È cosa buona e giusta, dice Davide Faraone, ricorrere ad un commissario, ma nominare il presidente della regione siciliana, colui che invece doveva essere commissariato per incapacità manifesta, è quanto di più deleterio il governo nazionale potesse fare. Ma la risposta di Schifani non si fa attendere. Ma i deputati nazionali dell'opposizione che oggi contestano la concessione dei poteri commissariali al presidente della regione siciliana, dice il governatore, dov'erano quando le identiche prerogative per la costruzione del termovalorizzatore furono attribuite al sindaco del PD di Roma Gualtieri? La verità è che c'è un governo regionale pronto a risolvere definitivamente il problema dei rifiuti in Sicilia, sottolinea, e evidentemente questa prospettiva terrorizza. Noi andremo avanti, conclude Schifani, senza se e senza ma, nell'interesse dei siciliani.